Euroregione.news. 2 novembre, Festival di Rivignano. Torna l'incredibile Fiera dei Santi che il sindaco Mario Anzil di Rivignano Teor vuole sempre più grande e si conclude con il Festival Mondiale della Canzone Funebre. È una magia strana quella che potete vivere in quei giorni a Rivignano. Potrete sentire la nebbia che vi inumidisce le labbra e forse il bacio di qualcuno che vi sta pensando. Potrete sentire il vento che vi accarezza la schiena e forse qualcuno che vi voleva bene. E potete vedere dei colori viola e questa magia si rinnova perché Rivignano è l'unico posto al mondo in cui in quei giorni si aprono 2 porte. Ci sono altri posti in cui si apre una porta in cui si può comunicare con il mondo di chi non c'è più, ma a Rivignano se ne aprono 2, una che ti permette di parlare con chi ha vissuto e non c'è più, e una che invece ti permette di parlare con le anime di chi ancora deve vivere. Quando queste 2 porte si incontrano, sui cieli di Rivignano la notte si creano dei contrasti di energia, delle battaglie, e assisterete a una battaglia di fuochi artificiali sui cieli di Rivignano. È strano questo fenomeno, si rinnova da oltre 1000 anni ed è strano perché a Rivignano, il giorno dei morti, da più di 1000 anni si festeggia questa tradizione, e anche in Messico, se fate caso, anche lì da prima della scoperta dell'America ci sono i Dies de la Muerte, cioè ci sono queste, a cavallo tra ottobre e novembre, grandi feste dedicate alla celebrazione dei defunti, e queste feste si svolgevano lo stesso periodo in 2 posti opposti del mondo prima che questi mondi comunicassero, prima della scoperta dell'America. Nella Fiera dei Santi e dei Morti di Rivignano, che appunto ha la caratteristica tradizione di festeggiare nel giorno altrove dedicato alla commemorazione dei defunti, qui da noi il 2 novembre non solo si va al cimitero come in tutta Italia, ma poi si va in piazza a ballare, e questa tradizione piaceva a tanti letterati. Cito Ippolito Nievo nelle Confessioni dell'Italiano, descrive a lungo questo fenomeno, si meraviglia e dice che a Rivignano il 2 novembre, strano paese, si balla in piazza, le donne ballano così forte da perdere i sentimenti e le scarpe. Ecco, sulla scia di questa tradizione dei balli e dei canti del 2 novembre a Rivignano, da qualche lustro ormai si svolge un'inedita particolare tenzone canora, il Festival Mondiale della Canzone Funebre. Dei cantautori, dei musicisti di livello si sfidano nel cantare della morte, in maniera ironica, profonda, malinconica, allegra, ognuno a modo suo compone delle canzoni, delle poesie e le canta, e questa competizione, questo Festival della Canzone Funebre, che ogni 2 novembre si ripete a Rivignano, ha avuto una fama che in effetti è andata fin oltre l'oceano, è stato riportato anche dal New York Times, oltre che dai più importanti mezzi di comunicazione nazionali. E quindi venire a Rivignano dal 29 ottobre al 2 novembre alla Fiera dei Santi e dei Morti, ricordarsi di venire il 2 novembre la sera al Festival Mondiale della Canzone Funebre. Per chi proprio non potesse venirci, c'è la possibilità di assistere anche in diretta alla Festival Mondiale della Canzone Funebre. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.